Von der Leyen in Ucraina, a Bucha è successo l'impensabile, umanità in frantumi e consegna a Zelensky il modulo per aderire all'Unione. L'orrore non si ferma, missili a Kramatorsk sui civili in fuga, 50 morti tra cui 10 bambini, Mosca nega responsabilità. Nuove sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia, Gentiloni al TG1, Kiev parte della famiglia europea, ora strumenti comuni su energia. Via libera la quarta dose per over 80 e fragili, sottovariante isolate in Italia, gli esperti ancora cautela. La musica dei Maneskin per il popolo ucraino si intitola Gasoline, la canzone scritta per la raccolta fondi promossa da Global Citizen, la nostra voce per chiedere di fare qualcosa. Buonasera dal TG1. Doveva essere il giorno dell'abbraccio europeo all'Ucraina, il giorno per piangere i morti di Bucha insieme. Invece la visita a Kiev della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen e dell'alto rappresentante Josep Borrell viene macchiata da una nuova strage di civili. A Kramatorsk, nell'est, i missili hanno colpito infatti la stazione ferroviaria gremita di persone in fuga dal Donbass e dall'avanzata russa. I morti, almeno stando all'ultimo bilancio, sono 50, tra questi 5 bambini. Kiev punta il dito contro Mosca, che nega e dice sono stati gli ucraini. La condanna nei confronti della Russia è ferma e arriva anche dalla stessa von der Leyen, che esprime il cordoglio europeo al presidente dell'Ucraina Zelensky. Ma cominciamo il nostro racconto da Kiev con l'inviato della RAI, Ilario Piagnarelli. Ilario.